Richiesta di confronto immediato a tutti i livelli per provare a mettere in campo quelle soluzioni che servono realmente ai lavoratori e ai cittadini. Dalla CGIL di Treviso massima attenzione alla situazione politica e alla formazione del nuovo governo con una richiesta di confronto con le parti sociali per affrontare insieme i problemi del Paese. I 110 anni della CGIL trevigiana, la più grande del Veneto, coincidono con un momento di estrema difficoltà sanitaria, economica e sociale che preoccupa il sindacato. Nella sola Marca sono 3.500 i posti di lavoro persi nel 2020, prevalentemente donne e giovani, ma il reale timore è per quello che potrà accadere da aprile, quando verrà meno il blocco dei licenziamenti. Pensiamo che il sindacato comunque continua a essere un punto di riferimento anche per il prossimo governo e vogliamo continuare a confrontarci per provare a percorrere quelle strade, a provare a percorrere quei risultati che servono ai cittadini, indipendentemente dalle scelte di qualche politico che pensa allo strapuntino di domani piuttosto che al seggio parlamentare di oggi. E nella situazione di difficoltà economica di diverse imprese cresce il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Preoccupano in questo senso le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Treviso. Noi pensiamo vada alzata ai massimi livelli l'attenzione, soprattutto per alcuni settori dove ci sono appalti, dove ci sono scambi importanti fra l'amministrazione pubblica e l'economia e le aziende del territorio, perché va difesa in primo luogo la sicurezza, va difesa la legalità.